Mister, una prima ufficiale che non è andata magari come volevate, diciamo che hanno pesato notevolmente i primi 20 minuti dove voi in effetti avete faticato a trovare i giusti equilibri in mezzo al campo. Noi non abbiamo faticato a trovare i giusti equilibri in mezzo al campo, noi a livello globale, a livello di squadra, tutti sono entrati con l'approccio sbagliato in campo, quindi non è una questione di settore del campo, difesa, centrocampo, attacco, è una questione che la squadra non ha interpretato bene questa partita, è entrata in campo superficiale, supponente, e dal punto di vista dell'approccio siamo stati messi sotto dal Portogruaro, che invece è entrato con una cattiveria diversa, una mentalità diversa e ci ha messo in grosse difficoltà. Se vogliamo poi così vedere anche gli aspetti positivi, sul 3-0 avete reagito, avete accorciato le distanze, il 3-2 probabilmente era regolare a inizio secondo tempo e lì forse avremmo potuto anche vedere un altro tipo di partita. Noi dopo i primi 20 minuti di difficoltà abbiamo cominciato a esprimerci come sappiamo, come so che la squadra può esprimersi e le potenzialità che ha la squadra, però questa non è una scusante, cioè noi non possiamo regalare 20 minuti agli avversari, dobbiamo crescere, dobbiamo maturare come squadra e non accetto questo tipo di mentalità, questo tipo di approccio, perché poi è dura ribaltare o correggere in corsa situazioni del genere, puoi compromettere come abbiamo fatto noi l'intera partita e questo non deve succedere. Per il resto della gara io conosco la squadra, so come stiamo lavorando e ho visto delle buone cose, dei buoni fraseggi, però anche lì dobbiamo essere più incisivi, meno specchiarci meno ed essere più concreti, come invece è stato il Portogruaro. Servirà qualche ulteriore ritocco? No, non credo in questo momento, insomma, per quello che sono i nostri obiettivi di fare un campionato tranquillo. Credo che la rosa sia sufficientemente buona. Oggi ci mancavano anche 5 elementi per infortunio e per altre motivazioni. Ci mancava Miolli, ci mancava Milanese, ci mancava Lorenzon, ci mancava Rubin, ci mancava Pescara, quindi io credo che la rosa in questo momento sia adeguata per gli obiettivi che ci siamo prefissati. Un gran bel esordio, confortante, una prima mezz'ora veramente giocata alla grande e poi siete calati, complice anche il grande caldo. Sì, assolutamente Andrea, sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, c'era un caldo pazzesco, è chiaro che al 26 agosto ci sono i carichi da smaltire, io ho chiesto ai ragazzi di partire così per cercare poi, se fosse stato possibile, di poterla gestire, e così è andata. Siamo stati molto bravi nel primo tempo, secondo me abbiamo fatto delle giocate importanti, potevamo chiuderla sul 3-0, saremmo stati un attimino più tranquilli, abbiamo avuto una leggerezza, dobbiamo migliorare chiaramente, e poi nel secondo tempo, nonostante comunque chiaramente non ci fosse la gamba per fare il nostro calcio, mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, gli ho chiesto di soffrire perché le partite si vincono anche così, e quindi ora da martedì lavoriamo, recuperiamo i ragazzi che oggi non c'erano e cercando di portare quel primo tempo anche nel secondo. Sì, sono contentissimo per la doppietta, per la prestazione della squadra, abbiamo ancora larghi margini di miglioramento, però ci siamo, sono molto soddisfatto. Una squadra che ha aggredito subito alla grande l'avversario, poi siete calati un po' dopo il 3-0, ma forse era anche logico aspettarselo davanti anche a questo caldo. Certo, oltre al caldo si aggiunge il fatto che stiamo facendo una preparazione, i carichi sono pesanti in vista dell'annata, di conseguenza non poteva andare meglio, possiamo migliorare nella gestione del pallone, soprattutto quando siamo stanchi, però siamo sulla strada buona. Si è trovato subito a meraviglia con i compagni? Sì, sono contentissimo, raramente capita di trovarsi in gruppi affiatati e uniti come questo, quindi mi ritengo anche fortunato.